qui con i croissant. Stessa cosa. Stessa identica cosa. Stavamo parlando di croissant perché le mie interviste avvengono proprio così, diciamo fine mattinata o anche inizio mattinata, visto che io ho appena terminato il breakfast, ho provato questi croissant proprio da pasticce, da vetrina, ecco, no? Anche perché poi siamo lungo lago, siamo a Lugano e quindi chiaramente sì, c'è la passeggiata, cioè qui c'è, per capirci, vicino c'è il negozio di Louis Vuitton, penso abbia cercato il posto migliore a Lugano come a Verona ad esempio, cioè di fianco all'arena, come posizione strategica, e quindi siamo veramente potremmo chiamarlo anche boutique, no? Boutique veramente hotel, perché siamo in mezzo alle boutique, tipo via Monte Napoleone appunto a Milano, anche se questo boutique hotel sarebbe ributtivo, che è un gran palazzo, quindi siamo lo Splendid Royal, quindi buongiorno a tutti con Marco Veneruso, che dopo 5 anni, no, che è il periodo in cui io manco da questo posto, in modo particolare dopo quella fatidica presentazione della Villa Michelin, con tutti riuniti qui nella regione Ticino, li abbiamo anche visitato in quell'occasione, insomma poi ha visto anche un po' decollare appunto i ristoranti dentro la Villa Michelin, sono stati ospitati l'anno dopo, in effetti è successo insomma qualcosa, per fortuna che è successo un anno dopo, perché se fosse successo in quel momento lì sarebbe stato un disastro, perché poi c'è stato un po' il Covid, ecco. Quindi nel frattempo è arrivato adesso, dopo il precedente chef, è arrivato Marco Veneruso, quindi dici un po' da dove arrivi, qual è il tuo percorso, il tuo background. Buongiorno. Bene, ecco qua. Pensavo di trovarla nella sala, però i ragazzi mi hanno detto che no, perché per fare le interviste, anche per insomma riuscire a fare qualcosa oggi, perché si lavora, ecco, in Svizzera vedo c'è molto traffico, quindi chiaramente il segreto è svegliarsi presto la mattina. Qui tra l'altro, essendo urbani anche se vogliamo, la colazione inizia alle 7. Giusto. Ecco. Decisamente. Ecco, perché quelli che pensano di aprire il bar a colazione, aprire alle 8, secondo me è un po' tardino, va bene per preparare il pranzo eventualmente, quindi sono anche degli orari che chiaramente vanno rispettati, quindi bene. Allora noi comunque rimaniamo qua ancora, ecco, ci godiamo questi ultimi momenti, perché poi c'è un evento con Franciacorta, e qui vi presentate appunto un po' tutti, penso, ho visto che hanno allestito tutto. E allora dici perché io poi non so nulla, evito di parlarne prima perché poi dobbiamo fare l'intervista. Decisamente. Allora io mi sono formato sicuramente in Italia, ho avuto 2 maestri che io mi porterò sempre nel cuore, uno è Vito Mollica e uno è Nico Romito. Io ho lavorato a Four Seasons a Firenze, ho iniziato nel mondo dell'hotelleria di lusso nel 2010 con Vito a Four Seasons a Firenze, sono stato con lui 5 anni e poi sono andato a Four Seasons di Milano. Vito in quel periodo si occupava di entrambe le proprietà per Four Seasons e io ero il suo resident chef nel cuore di Milano, nel Quadrilatero, in via Gesù. C'è quel ristorante Veranda che io ho sempre amato, anche quando si tentava, ma è un tentativo ancora in corso, di prendere la stella Michelin al Galleria, che era questo ristorante che si scendeva sotto, dove c'era poi May, ecco, celebre chef. Io però ero innamorato di questo posto che era un po' come la vostra veranda, esatto, così, cioè non era proprio il gourmet, però c'era questo, insomma, questa zona, diciamo, vicino al bar, cioè che poi operava, penso, dalla mattina alla sera. Corretto. Assolutamente delizioso, che però mi dicono che è diventato adesso un ristorante. Corretto, adesso negli anni dopo la quindi anche scegliere il luogo giusto per il ristorante è importante, che magari assolutamente il problema era quello, ecco. E quindi, decisamente, dopo la mia voglia di crescere, di essere ambizioso,
sempre come executive, cioè avevi sempre degli chef in queste occasioni. Cioè c'era, esatto, quindi ecco. Quando è che hai cominciato a prendere un po' le redini? Visto che Mollica andava avanti e dietro poi. Esatto, quindi io ero il suo resident, chef lì. Poi ho incontrato Nico Romito, da lì abbiamo, diciamo così, quindi è proprio andato alla parte opposta, cioè decisamente. Potrebbero sposarsi Nico Romito. Due persone umilissime e incredibili. Esatto, però secondo me si completano come stile di cucina. Una visione molto interessante questa, sicuramente. Sì. Detto ciò, incontro Nico Romito, vado a Casadonna a fare un training e poi lui mi offre la possibilità di andare in Cina. Lui stava iniziando questo progetto globale ormai con Bulgari Hotel. Sì. Quindi io vado a Pechino inizialmente come chef di cucina e poi dopo 3 mesi mi offrono la supervisione di tutta la proprietà, quindi tutto, diciamo così, le cucine, tutto il percorso culinario era sotto la mia supervisione, quindi non solo il ristorante Nico Romito, ma anche tutto quello che era il servizio in camera, i bar, la terrazza, quindi un progetto bello e importante. Diciamo che nel caso di Nico Romito, che stava c'era un bed and breakfast dove lui ha iniziato la sua attività, aveva 2 stelle, poi è diventato un 3, penso proprio in questo posticino piccolo, poi dopo anche lui chiaramente ha trovato il luogo dove ci sono attualmente appunto delle camere, però in effetti uno chef come Nico Romito, che ha un ristorante come tanti in Italia, che poi viene ingaggiato dalle grandi compagnie, però deve fare queste cose che penso siano anche piacevolissime, cioè di completare, ecco, perché si rischia di essere famosi chef, fare solo una cucina a 3 stelle che è preoccupante. No, invece c'è un progetto molto importante che si sta espandendo sempre di più, quindi adesso ci sono Bulgari Hotel, come tutti ben sanno, da Bali a Tokyo alle Maldive prossimamente. Certo, so di qualcuno che ci è messo indipendente, nel senso che è stato introdotto da Nico Romito, che poi non può chiaramente essere ubiquo, ecco, detto sinceramente, in effetti ne ha parecchi di questi ha la fortuna di avere un team molto valido che lo supporta tutti i giorni e permette appunto questo tipo di progetto. Quindi si capisce un po', adesso sto comprendendo come mai il menù che tu mi hai preparato è stato un zigzag fra i vari piatti di menù, perché in realtà ai 2 Sud, giustamente, visto che ci sono più offerte, c'è chiaramente il menù fatto come nei ristoranti gastronomici. Probabilmente avete una stella, potrebbe anche crescere, adesso stiamo appunto a vedere, quindi puntiamo a confermare, quindi non c'è, c'è una, sì, perché tu sei entrato io sono arrivato qui 1 anno e mezzo fa, ho confermato la stella tu hai confermato, scorso, quindi a posto, e quindi mantieni molto bene, e devo dire il fatto secondo me di avere avuto questi 2 maestri è un po' la cucina che si può applicare in effetti ai 2 Sud, perché è una cucina italiana ma molto internazionale, cioè Nico Romito è proprio uno a linea, no? Se vogliamo dire, un po' come a Chicago, questo celebre chef del ristorante 3 stelle Michelin, dove appunto tutto squadrato, tutto perfetto, minimal. Certo. Quindi diciamo una cucina italiana fatta così in maniera internazionale. Poi noi, come dicevamo, insomma, abbiamo i migliori prodotti del mondo, e quindi tutti ce ne invidiano, quindi dire che è italiana casalinga non mi sembra il caso, però quindi ci sono 2 letture, come i 2 Sud in fondo, il nome esatto, Sud della Svizzera, Sud dell'Italia, perché comunque sono nato al Sud Italia, in provincia di Napoli, mi porto sempre nel mondo i miei ingredienti sicuramente preferiti, i limoni, i pomodori del Piennolo, però ho incontrato anche una zona che è questa al sud della Svizzera, che comunque nei formaggi, in alcuni salumi, ha dei prodotti sicuramente da valorizzare, e io cerco sempre di hai trovato inserirli
all'interno Ad del esempio, nostro cosa menù. c'è qui proprio? Sicuramente la farina buona, sicuramente il cicit di capra, che è un salume molto particolare ma molto gustoso. Sicuramente ci sono tantissimi formaggi in quest'area e latticini come lo Sbrinz, piuttosto che la roviola, piuttosto che il burro. Insomma, sicuramente qui ci sono delle grandi eccellenze ed è giusto offrire un giusto mix, no? Tra la mia provenienza e il luogo che mi ospita, che è meraviglioso. Bene, bene, bene. No, io mi chiedevo anche, ma come avete fatto a incontrarvi? Perché anch'io ho sempre il sogno nel cassetto di trovare uno chef, magari di fare un agriturismo bravo, eccetera, eccetera. Cioè, bisogna avere anche fortuna, no? Sì, Quindi, bisogna volevo capire trovarsi nel posto giusto al con momento questa giusto. compagnia qui come è nato questo Beh, idillio. Decisamente. Io dopo Pechino mi sono trasferito a Praga, ho fatto ancora Four Seasons per 2 anni a Praga, una città bellissima di cui ho un ricordo estremamente piacevole. Diciamo che però dopo 2 anni avevo bisogno di tornare un po' vicino ad uno specchio d'acqua e ad un clima più ospitale. Che sei napoletano? Sono no? napoletano, esatto. E sicuramente c'è stato un episodio, sono stato contattato dal signor Rossi, che è lo storico ex direttore di questa proprietà. Lui è andato in pensione ormai quasi un anno fa. E tu sei arrivato, lui se n'è andato. Mi ha scritto, è venuto a Praga per assaggiare la mia cucina, aveva piacere di incontrarmi. Il mio profilo gli era stato suggerito da un suo caro amico che era direttore del Raffles di Varsavia, che mi aveva intervistato in precedenza. E quindi il signor Rossi viene a Praga, assaggia la mia cucina, iniziamo poi a scriverci e a capire se c'era potenzialità per far sì che questo trasferimento avvenisse. Mi invita qui a Lugano, successivamente io guardo la proprietà e sicuramente il lago, questa proprietà pazzesca, il feeling che si era creato con questo direttore e anche la possibilità di portare la mia famiglia in una sicuramente città. Io sono sposato, ho 2 figli piccoli, in una città così accogliente, così a misura d'uomo, poi ha fatto tutto il resto. Il signor Rossi l'anno scorso va in pensione e arriva qui al suo posto la persona che aveva suggerito il mio profilo dal Raffles di Varsavia. Quindi c'è stata una situazione incredibile che si è venuta poi a verificare, un enorme caso, però la vita... Qualcosa che ti porti dietro, ti sei portato dietro fino a qui, da queste esperienze, quindi da chef comunque, anche se magari dietro c'è magari anche il proprietario della Four Seasons, deve sempre dare l'ok. Decisamente. Ma io mi porto dai miei viaggi, dalle mie esperienze all'estero, soprattutto le varie culture, soprattutto la curiosità mi ha spinto sempre tanto sono una persona molto ambiziosa, quindi ho sempre voglia di scoprire. Cioè, gareggi con te stesso, sei? Sì, per me è stato sempre fondamentale dimostrare, soprattutto ai miei genitori, che la mia scelta fosse quella che... Perché non ho, fatto un percorso lineare, non ho avuto, la possibilità di fare un istituto alberghiero, ma prima ho fatto il liceo scientifico, poi una volta che mi sono diplomato ho scelto... Ti hai accontentato? Sì, diciamo che c'era stato un giusto modo di... Io ho fatto una scuola che comunque, piaceva loro, e poi dopo... Un classico. Beh sì, io sono figlio unico, sono nato al sud Italia, in quegli anni lì, parliamo di più di 20 anni fa, fare l'istituto alberghiero non era esattamente visto bene. Poi invece dopo
sappiamo che il ruolo dello chef all'interno della società è cambiato moltissimo, e quindi poi io ho deciso di fare una scuola privata, ho fatto tantissima gavetta, ho iniziato da fare l'apprendista 12 ore al giorno fino a adesso, sicuramente all'età di 40 anni, essermi affermato ed essere felice dei risultati che ho raggiunto. Bene, bene, io penso che poi tutto questo possa essere descritto, ad esempio un piatto come quello della pasta mista con questi frutti di mare di grande qualità, che in effetti sì, quando dici pasta chiaramente è un piatto italiano, perché a livello internazionale è insomma, un accompagnamento, un contorno, insomma, di un'insalata. Quindi diciamo che questo piatto può essere l'uno e l'altro, anche perché poi la cottura è assolutamente al dente, quindi diventa veramente una provocazione. Mi sembra come cottura molto in linea con Nico Romito, nel senso di fare delle cose, no? Sì, Finte, perché è l'esperienza gastronomica, deve essere diversa da tutto quello che tu provi e devi anche mangiare un singolo prodotto proprio alla sua massima espressione, esattamente. Ecco, esatto, quindi ecco, quello mi sembra un piatto reversibile, ecco, quindi, no? Decisamente, è uno dei piatti a cui io sono più legato, la pasta mista con i frutti di mare, la pasta mista con le cozze, con i fagioli, no? A me ricorda tantissimo la tradizione e per me è molto importante, comunque, nonostante ho viaggiato tanto e ho visto tante cose, essere legato alla tradizione. Quindi per me la pasta è rigorosamente al dente, la pasta secca di una grande azienda campana al quale sono molto legato, perché poi è una pasta mista dove poi ci sono il fusillo, anche da solo, insomma, merita una foto come ho fatto, quindi sì, decisamente sarebbero degli avanzi, esatto, no, della pasta, ma in realtà esatto. come dire, per ottenere il massimo molto probabilmente non è. Esatto, una volta era esattamente tutti sì, no, ma il segreto è sempre quello, gli avanzi dei pacchi di pasta, anche la bouillabaisse, nonna che diventa, no? La bouillabaisse, che praticamente sarebbero un po' quello che avanza, ma in realtà se usi poi no? Il migliore pesce lo selezioni, cioè tutta questa insomma tecnica. Un piatto povero tantissimi anni fa, adesso un piatto che invece viene fatto apposta. Cosa potresti consigliare anche a me che non l'ho mangiato magari invece del tuo menù, a parte questa pasta che abbiamo detto? Beh, sicuramente un piatto che a me piace tantissimo è un piatto più estivo, quindi lo troverà il menù ormai tra poche settimane, è la nostra linguina con la colatura di alici e di scampi. Questo è sicuramente un piatto semplice, di grande impatto, di grande gusto, che a me piace tantissimo. Inoltre sono molto felice di aver creato un piatto con il pesce di lago. Io non mi ero mai misurato con il pesce di lago prima d'ora, perché non avevo quello che mi sono chiesto io ieri sera in veranda. Io ho detto, è strana questa cosa del sangue. Infatti il pesce viene presentato non dicendo che è di lago, dicendo che è un pesce, no? Eccetera, eccetera. Sì, un mosaico, un mosaico perché di in effetti questo Lucio Perca è quello che si avvicina più al pesce di mare, esatto, però esatto. c'è una cosa che ho capito praticamente da poche ore, è che se mangi il pesce di lago chiaramente non ti viene sete durante la notte, non ti devi svegliare, perché molte volte succede così. Invece con questo ottimo, perché adesso noi stiamo parlando poi della cucina e dei piatti in generale, ci sono quelli alla carte della veranda, certo. Come quello che citavo prima, che invece si fa solo. Decisamente, abbiamo un'offerta variegata, il Due Sud è sicuramente l'offerta gastronomica per eccellenza, però abbiamo il ristorante La Veranda, che è il ristorante dell'hotel, aperto anche agli ospiti esterni, e poi abbiamo la nostra piazzetta, lounge, che è una novità. Esatto, è sicuramente un outlet che esiste da pochi anni. Con il mio arrivo
si è deciso di investire su un forno professionale per pizza napoletana, quindi abbiamo creato comunque un'offerta, a mio avviso, importante, che comunque permette all'ospite di spaziare da un'offerta più gastronomica e importante ad un'offerta seppur importante ma più facile e veloce, come mangiare un ottimo club sandwich piuttosto che una pizza con una vista pazzesca. Certo. Poi anche il pranzo chiaramente ci deve essere, perché altrimenti i ristoranti di cui parlavamo sono solo per la sera, quindi il cliente chiaramente fa la colazione, quindi per garantire il servizio, benissimo, qui siamo dal vivo come potete notare, e quindi complimenti, perché poi in effetti, visto che siete anche come albergo, c'è anche l'attaché de presse, lo dico in francese, che ci sta guardando e ascoltando, e in effetti fare una piscina a bordo lago è un po' come fare una piscina in spiaggia, è sempre una cosa un po' azzardata, ecco, detto sinceramente, perché non è green, no? Diciamo così, no? Vi siete anche un posto comunque attento alla reciproca, penso, ho visto qualcosa, che i premi sono tanti, però mi è sembrato di vedere qualcosa, quindi ecco, fare, come dire, avere una spa appunto che si affaccia sul lago, far convivere un po' tutto, secondo me non era facile, e invece chi ha sistemato insomma le cose, devo dire, ha creato un ambiente dove in effetti io ero bordo piscina all'interno, no? All'interno della piscina, non c'è una piscina esterna, tanto c'è il lago, sinceramente, però ha delle finestre che si aprono, e quindi devo dire, bellissimo contesto, quindi anche perché poi sotto c'è una cascata che è stata creata, quindi no, c'è uno spazio, e quindi no, da provare, da vedere, anche perché c'è proprio l'accesso diretto, tra l'altro, per gli esterni a questa piazzetta, ecco, la piazzetta, perché poi alla fine tenti, perché appunto c'è anche da cadere, è tutto protetto chiaramente, però c'è una piazzetta, ma appunto che ricrea un po' un contesto quasi in mezzo alle rocce, cose del genere, quindi è stato fatto molto bene, quindi dove puoi apprezzare chiaramente anche questi piatti, la pizza in modo particolare. Tra l'altro, guardando online ho visto che Lugano è un epicentro della pizza, nel senso fanno gare, campionati del mondo, eccetera, selezioni, adesso la pizza ha anche un numero uno, tra l'altro americano, cioè il numero uno al mondo non è più italiano come dovrebbe essere, ma sembra che insomma, a New York appunto, ci sia uno, poi ne arriveranno altri, perché no Lugano? E perché no la piazzetta? Perché no? Ecco, perché la pizza è ottima, e quindi molto probabilmente, come dire, come è successo poi a Four Seasons Firenze, nel senso anche i tre spicchi. Corretto. Ecco. Quindi bene, non so se c'è qualche cos'altro che possiamo ricordare. Al più presto, ecco, qui è aperto tutto l'anno, tra l'altro, esatto. E quindi è sempre bello, quindi nonostante qualsiasi appunto stagione, e quindi saluti dallo Splendid Royal, che tra l'altro è una piccola catena di alberghi, questo penso sia il più bello di tutti questi, o no? O c'è anche quello in Parigi che... ce la giochiamo. No, allora, perché io allora, tutte le proprietà sono belle in modo diverso. Parigi è un relais chateau ed è un boutique hotel sicuramente pazzesco, con una vista incredibile. Roma, vogliamo non menzionarlo. No, ecco, Roma è quello, Royal di Roma, è quello che ho conosciuto io per via del suo ristorante. Che sta vicino a Via Veneto. Credo la terrazza, quella sì, per vedere le viste più incredibili della capitale. Per vedere l'Hilton, vai al Mirabelle. Dall'Hilton non so se si vede il Mirabelle, però ecco, quindi ho questo ricordo di questo ristorante, ma sto parlando di una ventina d'anni fa, in cima, questa vista bellissima. I piatti, mi ricordo allora, costavano cada uno, mi sembra, 50 euro, che allora era un po' un'esagerazione, perché c'erano già questi menù forfait, cioè tu pagavi 150 euro, facevi 10 portate,
E allora cosa succedeva? Che spendevi la stessa cifra, però mangiavi questi 3 piatti più il dessert a quella cifra, ma erano piatti perfetti, non so se è ancora così, sono rimasti fedeli anche oggigiorno, se ci sono notizie, siete stati recentemente. Sicuramente. Ecco, io ricordo perché erano dei piatti tipo quelli che faceva Filippo Rouscià, sembrava di andare in gioielleria, c'era tutto rifinito nei minimi particolari. C'era, penso lei sa della Stella Missa, sì. Quindi penso di una cosa del genere, e quindi insomma è bello sapere che poi questa, che è una compagnia italiana, giustissimo, nasce a Roma, giustissimo. poi vedevo che c'ha un nome e cognome italianissimo sì, Roberto Naldi Collection. Esatto, e quindi poi Lugano, tutti parlano italiano tranquillamente, non è come in Alto Adige, parlano già tedesco, ecco, quindi ci si sente sempre a casa, ed è da Milano è in effetti molto vicino. Quindi saluti qui da Lugano. Arrivederci.